Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Screenshot. Questa sera festeggiamo i 10 anni di Maman e soprattutto la ripartenza della nuova stagione qui su Telefriuli. Naturalmente Maman la conoscete, ma ne parleremo ancora con i suoi protagonisti partendo dall'Arlef, perché l'Arlef che ha per lunghissimo tempo seguito questo progetto e quindi è qui con noi il presidente Eros Cisilino. Mandi a lui. E non poteva mancare la grande protagonista, la conduttrice Daria Miani della trasmissione da tanto tempo, ormai da tutti 10 anni. Tutti e 10 anni, esatto. Ecco, e poi ci sono delle novità che Esatto. ci andrai a svelare. Ma partiamo da Maman, da questo compleanno e 10 anni della trasmissione di Telefriuli, anche per sottolineare il lungo percorso di Arlef per promuovere la lingua friulana in televisione. Sì, assolutamente, non le nome che roba chi fa sì, ma in particolare che roba chi è veramente preseada, è molto apprezzata dalle famiglie, dai bambini ed è stata creata proprio con questo desiderio, quello di avere un legame anche familiare per poter imparare il friulano divertendosi, con una capacità appunto delle nostre attrici che chiaramente Daria l'abbiamo vista accompagnata anche con altre amiche che hanno dato al friulano appunto questa capacità di poter essere molto piacevole, facile anche da imparare, divertente, con anche una ritmica che direi è molto compatibile con le fasce di età a cui la trasmissione si rivolge. Poi grazie anche chiaramente all'impegno di Telefriuli, che è stato sempre molto importante, ha voluto investire su questa trasmissione come per altre cose. Ritorna, come detto, la nuova stagione di Maman venerdì a partire dalle 18:30, dove Daria Miani è praticamente con Maman un'unica cosa. Vediamo già in anteprima le immagini della nuova stagione. Ma Daria, tu che messaggio porti ai bambini con il tuo personaggio? Allora, come anticipato, è vero, io e Maman siamo come un'unica cosa, lo sento come un figliolo perché l'ho costruito assieme a Arlef dagli albori finora. E, diciamo che la cosa vincente di Maman, ma non è un vanto, forse anche non dovrebbe esserlo, ma la cosa vincente è che i bambini hanno piacere di vedermi e di imparare il friulano perché sono una bambina mai cresciuta e quindi assieme a Maman io sono cresciuta, seppur avessi avuto 30 anni quando mi è stato proposto per la prima volta. Io sono cresciuta come una bambina e ho vissuto tantissime esperienze con diversi personaggi del panorama culturale friulano, e Arlef e Telefriuli mi hanno dato un'occasione speciale. Il messaggio che voglio dare è che la lingua friulana non è solo una lingua del passato, una lingua che ormai sta spegnendosi, che sta sparendo, ma una lingua che intende andare avanti, intende coinvolgere bambini e tutte le famiglie. Spero di riuscire a coinvolgere tutti di qualsiasi età e di entrare in punta di piedi nelle famiglie. Beh, se Maman ha 10 anni, anche i bambini di 10 anni fa forse hanno fatto un percorso con te. È stato emozionante e anche impressionante trovarmi dei ragazzi adolescenti e dirmi "sono cresciuto con te". Bello, è come aver visto per me, non lo so, Cristina D'Avena probabilmente, perché ancora oggi cresco con lei. Presidente, come è nata in realtà l'idea di questa trasmissione e anche di portare Daria in questa, essere protagonista della trasmissione? Ma è nata comunque dal desiderio di colmare questa particolarità che era appunto rivolta alle fasce più giovani e quindi con la necessità di avere qualcosa ai tempi molto fresco, molto piacevole, soprattutto da un punto di vista televisivo e soprattutto sicuro, quindi un materiale televisivo a cui si poteva rivolgere qualsiasi famiglia, ma anche diciamo il bambino poteva tranquillamente selezionare il canale
quindi Telefriuli, vedersi tranquillamente la trasmissione, divertirsi con Daria, no, e con tutti i suoi personaggi, e quindi c'era questa possibilità e l'abbiamo colta subito, quindi diciamo che è stato un entusiasmo che è partito dall'inizio e una crescita naturale, direi anche un'idea del tutto naturale, che fortunatamente poi ha avuto questo grandissimo successo. Abbiamo già visto scorrere nelle immagini Vighi, che è il gatto protagonista di Maman, ma è davvero tuo, Daria? Sì, confermo. Vighi è Parla in mio. fulano, Miagola in fulano. Esattamente, ha imparato tante lingue nel corso di questi anni. Vighi è il mio migliore amico sia nella vita quotidiana sia su Maman. Ha visto diversi personaggi del panorama friulano, del panorama culturale friulano, ha visto diverse avventure, ha visto diverse cose qua dentro. E poi insomma immagino che i bambini si siano anche affezionati a lui. Sì, mi è capitato un evento in cui ero dal veterinario e il gatto era nel carrello e una signora si è girata, l'ha guardato, non mi ha assolutamente osservata, ha guardato il gatto, ma lei è il gatto di Maman, quindi probabilmente è diventato un pochino famoso anche lui, si è fatto conoscere con il suo modo molto pigro, però anche curioso di farsi conoscere. L'Arle fa la sensazione di quanto abbia avuto successo e abbia successo questa trasmissione? Sì, assolutamente sì, un po' per il feedback appunto che ci viene dato da Telefriuli, quindi un feedback importante, non solo da Telefriuli ma anche tramite il Friuli Prima e la Voce dei Furlan Scumò, sì. Che contengono appunto i giochi, le vignette, gli intrattenimenti per i bambini, ma soprattutto grazie alle 260 puntate, dobbiamo dirlo, quindi 9 stagioni, 260 puntate, che sono anche contenute nel sito dell'Arlef, nel canale dell'Arlef YouTube, quindi è possibile vederle e rivederle su Telefriuli, ma anche chiaramente grazie ai canali che poi fanno parte anche di un'offerta appunto di Telefriuli on demand, certo. E quindi insomma un'offerta diciamo che è raggiungibile facilmente dall'utenza. Andiamo a raccontare altri personaggi, io l'ho incontrata proprio ai 10 anni della festa Flidoc di Maman, la cugina Bette. Daria, raccontaci anche qualcosa di tua cugina. È vero, mi ha raccontato che vi siete incontrate anche un po' bionda come me, l'ho sì, vista, esatto, sì. Presso la biblioteca civica Ioppi di Udine, ha festeggiato anch'essa i 10 anni di Maman, lei è la mia cugina più pazzerella, lei è inglese. E interviene nel momento in cui c'è bisogno di dare qualcosa di nuovo ai bambini, qualcosa di creativo, di laboratoriale. Lei è eccentrica, la vedete sempre esuberante, frizzante, di tutti i colori. Ecco, però raccontaci anche, perché tu incontri tanti personaggi, in 10 anni di Maman chiaramente ne hai incontrate tante, però hai una nuova vicina di casa che io vorrei che tu ci presentassi e magari riusciamo ad avere qui, magari arriva qui vicino a noi, così poi diamo spazio anche a lei, ma ce la presenti tu? Certo. Allora, ho incontrato tante persone, ma la nuova, la più fresca di tutte, si chiama Desiree. Desiree è la mia vicina di casa, che mi presta lo zucchero, che mi prepara i cioccolatini, che vive tantissima esperienza assieme a me e diciamo che è la più frizzante delle due, perché io sono molto pigra, cerca di stimolarmi su tanti aspetti e quindi è grazie a lei che io esco nel mondo, sono sempre pigra come Vighi, come il mio gatto, ma è grazie a lei che ultimamente riesco a riuscire di casa. Desiree poi ci racconterà del suo personaggio, ma a entrambe faccio una domanda prima di andare in pubblicità. Ma i bambini in giro, quando andate appunto, vi riconoscono o no? Desiree? Beh, diciamo che io sono entrata l'anno scorso con la 9ª stagione di Maman e mi è capitato quest'anno di incontrare qualche bambino nei laboratori e vestita così, con i miei colori super fluorescenti, sì, mi riconoscono, ma hanno bisogno di capire un po' chi sono perché non ero stata presente in tutte le puntate, però grazie a Daria, stando vicino a lei, insomma, hanno collegato, hanno capito, sì.
Che sei la vicina di casa di Daria. Tu Daria invece immagino di sì. Io sono avvantaggiata, ti dirò perché, lavorando nel mondo della scuola, moltissimi insegnanti mi danno dei segnali di apprezzamento delle puntate, le utilizzano soprattutto durante le loro lezioni di friulano, perché le puntate di Maman per gli insegnanti di friulano sono degli spunti non da poco. Propongono canzoni, giochi e anche il formato cartone animato, diciamo, che permette di entrare nelle scuole in una maniera molto più efficace per l'apprendimento della lingua friulana. È uno strumento molto Sì, utile. Quindi. esatto. Noi siamo in diretta 345 99 56 897 per mandarci i vostri messaggi e i saluti a Daria, Desiree, mangia il presidente. Andiamo in pubblicità tra poco. Bentornati a Screenshot, ritorna la nuova stagione di Maman questo venerdì a partire dalle 18:30, non perdetevi la prima puntata e quindi chiaramente ora abbiamo la possibilità anche di presentarvi una delle nuove protagoniste che è Desiree e ci racconta il suo personaggio. Adesso tu ci racconterai il tuo personaggio e che cosa è per te, che significato ha per te essere parte di questo nuovo progetto? Beh, i miei vestiti poi dicono tutto, insomma, pieni di colori e di allegria. Io dall'anno scorso, dalla 9ª stagione di Maman, sono la nuova vicina di casa di Daria e sin da subito abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia e poi da lì veramente abbiamo vissuto vari episodi, varie avventure, une più biele di che altre. E io nasco dal mondo del teatro, ho partecipato a tanti cortometraggi e anche ogni tanto sono nel mondo cinematografico. Per quanto riguarda le trasmissioni televisive, grazie alla 9ª stagione di Maman ho potuto iniziare anche a provare questa esperienza in una trasmissione TV ed è fantastico. Brava, poi sai bene anche il friulano, sapevi già il friulano tu? Parli in famiglia già in friulano? No, non lo parlavo tanto, lo capivo ma non lo parlavo. Dopo, grazie a vari progetti, anche tra cui Maman, ho potuto riprenderlo e come lo fai più fluente. Grazie all'Arlef, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, che oltre a Maman chiaramente ha tante altre iniziative. Quali? Intanto, sierant magari un momento la questione di Maman, ricordiamo anche il libro di Maman, sì, che ha avuto un lavoro di successo, 20.000 copie che sono state distribuite in 180 scuole, grazie all'impegno dell'ufficio scolastico regionale, quindi diciamo che è stato molto apprezzato. Era un libro praticamente che era dedicato alla prima e alla seconda, e mentre c'era un altro fascicolo alla terza, quarta e quinta con dei giochi, anche lì ricordava le pagine del Friuli che adesso, come dico, sono state traslate alla Voce dei Furlans. E per le altre cose Desiree è anche protagonista di Jupp al Tubo, no? Bisogna dirlo, perché sul canale on demand di Telefriuli trovate anche Jupp al Tubo, per cui qualcosa che si rivolge a una fascia d'età un po' più alta e dove ci sono tantissime curiosità sul Friuli, sia sulla lingua friulana ma anche sulla natura, sulla storia, sulla cucina, su tantissimi argomenti, per cui vi invito a dare una guardata a questo sito, che sia chiaramente su internet oppure anche tramite Telefriuli on demand. Con la ripartenza di Maman, questa nuova stagione, ci sono anche nuove novità, ci sono anche dei personaggi, cartoni animati, un Ricciut. Il Ricciut Spicciut, sì, e i suoi amici del bosco, che chiaramente hanno delle avventure accattivanti, così come sono stati tutti i cartoni animati che abbiamo fatto vedere in precedenza, per cui non li nomino perché veramente sono tanti e vi consiglio di andarli a vedere, e soprattutto sono disponibili anche in formato singolo, quindi uno, se vuole vederli tramite il sito dell'Arlef, trovate anche lì i cartoni animati, ma vederli all'interno di Maman credo che sia un'esperienza ancora più bella. Vediamo alcune immagini di Ricciut Spicciut, che è veramente bello, colorato, carino, insomma è un lavoro appassionante che credo che faccia rimanere il friulano nella testa dei bambini poi per tutta la vita. Assolutamente. Desiree,
Raccontaci un po' che cosa troveremo all'interno delle puntate di Maman, delle prossime puntate. Sveliamo qualche anticipazione. Sì, allora la 10ª stagione per Maman è davvero un compleanno importante, poi insieme a Daria, insieme a me, i bambini avranno modo di scoprire tante cose nuove e sicuramente non mancheranno tutte le avventure sulle storie del Friuli, scoprire località friulane, poi ci sono anche dei giochi, delle canzoni, anche laboratori insieme a Bette, la cugina di Daria, che ci porterà tra i suoi esperimenti anche lei, e poi ci sono anche, come ha annunciato adesso il presidente, ci sono anche questi cartoni animati, questi testi narrativi che per esempio abbiamo i Numaruz per insegnare la matematica, Spicciut e Ricciut, che è un nuovo cartone legato, mi pare più legato sulle emozioni, no? Poi Maman ha lo scopo anche di parlare di questo, delle emozioni, del valore dell'amicizia, dell'uguaglianza, del rispetto, quindi insegnarlo anche ai bambini che possano apprenderlo, e poi in maniera divertente, ovviamente tutto in lingue furlane. Ecco, dicevamo, come aveva anticipato il Presidente, tu fai parte anche di un altro progetto dell'Arlef, Iupa al Tuboli. Come ti sei avvicinata a questo progetto e che cosa fai? Raccontalo. Ecco, Iupa al Tubo, sì, faccio parte anche di questo bellissimo progetto innovativo, ovviamente, che è nato sempre dall'Arlef ed è stato creato dai giovani per i giovani, per raccontare sempre qui anche le ricchezze del nostro territorio, della nostra cultura, e poi ovviamente promuovere l'uso della nostra lingua. E quindi è un bellissimo progetto che è iniziato prima di Maman, e quindi devo dire che lo stile dei video, che sono volutamente ironici, leggeri, divertenti, sono anche un po' il mio stile che con il teatro mi piace trasmettere, e quindi cerchiamo di far incuriosire, far scoprire alle persone tramite questo stile dei video. E adesso in Iupa al Tubo abbiamo ad oggi oltre 120 video, 17.500 iscritti al canale e 3,4 milioni di visualizzazioni. Sa tutto, quindi tutti i numeri? alla grande. Adesso alla vedo il grande. frullano, 3 milioni 3 milioni e 4 e 4 mil. No, mi sei dismetato il numero, non stai chiamando me. visualizzazioni dal canale. Ma bisogna dire che i giovani di Iupa al Tubo veramente stanno lì a vedere proprio tutte le particolarità dei video che hanno realizzato. Qui grande passione, no? Grande capacità di poter realizzare bene, ecco, questi video che sono molto interessanti anche per i grandi, no? Ma poi c'è anche grande passione per gli spettacoli di Maman dal vivo, perché Maman viene impiegato anche in situazioni che non sono solo quelle televisive, ma proprio nella realtà, dove i bambini possono conoscere Daria, conoscere la cugina di Daria, insomma Desiree, tutti i personaggi. Una delle esperienze che è stata da poco realizzata è stata Tolmezzo alla Festa della Mela, prima ancora Friuli Doc, per cui c'è qualcosa di queste interazioni che non sono solo appannaggio, diciamo, del pubblico televisivo, ma trovano concretezza nella realtà, concretezza apprezzata, direi. Certo, ma in questi 10 anni i bambini sono cresciuti con maggior consapevolezza della lingua friulana, secondo voi? Sì, lì c'è anche l'apporto della scuola, nel senso che la scuola ha lavorato molto sulla consapevolezza che essere plurilingue è una condizione normale nel mondo, non è una condizione in cui magari c'è un'eccezione che qualcuno sa una lingua diversa dall'italiano, invece nel mondo tante persone conoscono almeno 2 lingue e anche 3, eccetera, per cui in realtà la scuola ha lavorato veramente tanto in questo senso. Poi Maman ha dato il suo contributo, un contributo importante perché, come dicevo, i contenuti sono realizzati in maniera sicura, sono pensati, lavorati, insomma direi che il bambino ha tutta la possibilità di capire qual è la bellezza della lingua friulana, che è una lingua di retta misura di bambino, direi, no? Anche di grande, ma direi che il bambino, no, con poche parole riesce a farsi capire subito in friulano.
Io direi al mio regista Giandomenico Ricci assieme a Carmine Secondolfi, che ringrazio, di proporre altri estratti delle immagini che appunto da venerdì andremo a vedere per la prima volta con la nuova stagione di Maman, e chiamerei così di nuovo qui Daria, quindi Giandomenico, se riesci a mandare in onda nuovamente alcune immagini, così anche Daria ci svela qualche retroscena di questa nuova stagione e diamo appuntamento a venerdì. Per esempio, qui cosa state facendo? Beh, sicuro, è il compleanno. Aspetta, io la fotografia. No. Sì. Sono passati design, sono più vecchie. È il compleanno di Maman, sono i designs. Sì, esatto. Quindi Ma le siete fotografie compleanni. che siamo abbracciati, no? Siamo abbracciate in quella foto. Sì. Quindi questa è, diciamo, probabilmente la prima puntata che vuole andare a festeggiare 10 anni di Maman, quindi fate una festa. Esatto. È la prima. Poi, com'è il rapporto tra voi due poi, anche tra vicine di casa, ma anche È in studio stato- quando registrate le puntate? Tendenzialmente la bellezza di Maman o dei personaggi di Maman è che sono sempre stati spontanei. Quelli che voi vedete all'esterno e che conoscete magari nella vita quotidiana sono gli stessi che voi vedete anche su Maman. Il tipo di relazioni, il tipo di comportamenti, di emozioni, di stati d'animo, di caratteri si riportano tutti esattamente su Maman, solo un attimo un po' più bambineschi, ma è quello che piacerebbe un po' a tutti poter rivivere, ma io e Desiree abbiamo instaurato un rapporto speciale sin da subito. Lei subito mi ha dedicato dei cioccolatini, questo è successo nella scorsa edizione, e ha subito voluto farmi una sorpresa, e tendenzialmente sono sempre delle sorprese quelle che ci dedichiamo. Che ci facciamo, esatto. Sì. Vi divertite, insomma, io poi Assolutamente vedo ogni sì, tanto le sì. registrazioni Sì. ed è bello vedervi anche nel dietro le quinte. È una bella atmosfera perché è un bel gruppo anche di lavoro Sì, in sì. tutti questi progetti dell'Arlef. Non c'è solo quello che vedete, quindi Daria e Desiree, ma c'è tutta una serie di persone che lavorano per Maman, che stanno dietro le quinte, e quindi direi che dallo sportello Assolutamente. linguistico, poi sì, chiaramente c'è il personale dell'Arlef che ringrazio, no? Ma come dicevo anche Telefriuli, che veramente ha investito tanto su questa operazione, su questa attività, come altre sempre in lingua friulana, per cui insomma c'è un impegno di un privato. Questo non è da poco, perché alle volte c'è l'impegno del pubblico, ma il privato poi si accoda solo se ci sono delle situazioni particolari. Invece qui c'è proprio uno stimolo da parte anche dell'emittente, che ha il piacere di offrire questo spettacolo ai propri utenti, anche più piccoli. E io ringrazio Martina Beraldo, che è la vostra regista, ma anche Assolutamente lavora in sì. post-produzione per Maman, e che ha preparato proprio le immagini che state vedendo e che avete visto nel corso della diretta. Appuntamento venerdì, datelo voi l'appuntamento venerdì. Vinas, AES, SIS, e fazin 25 si preparais, esatto. si sentais davanti alla televisione sul divan o sulla poltrona, e qualche volta scomincia anche prima, dunque miglior SIS e 25 sore sere Su Telefriuli, su Telefriuli canal Vinas, 11. canale numero 11, ma anche in repliche. Bravissima. E la domenica mi pare une. Sì, Tanti giusto. si gusta. Luspietin Vinars. Io ringrazio Eros Gisilino, presidente dell'Arlef, grazie per essere Grazie. stato qui, e grazie alle nostre due protagoniste, Daria Miani e Desiree Chiappo, che vi guarderò anche io venerdì. Allora, appuntamento da non Grazie, perdere. no. Grazie per essere state in nostra compagnia. Grazie a voi. Maman, quindi appuntamento Maman. venerdì. Ciao a Maman. tutti, Mandi!